cosa è dovuto l'aumento del prezzo della soia e come si stanno comportando gli altri cereali? Io sono Giuseppe Boato di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia e oggi in Esperti in Campo intervistiamo il dottor Lobasso. Questa sera abbiamo il piacere di intervistare il dottor Lobasso, che è un membro della Borsa Messi di Treviso proprio nel settore dei cereali, e gli porremo qualche domanda riguardo i prodotti cerealicoli. La prima è, dottor Lobasso, buonasera. Buonasera. Da cosa è dovuto l'aumento del prezzo della soia, che è passato dai 350 euro a tonnellata dell'anno scorso a 500 euro a tonnellata, stando alle ultime quotazioni di questi giorni? Premettiamo che la produzione mondiale di seme di soia si attesta intorno ai 362 milioni di tonnellate, delle quali 120 milioni sono circa prodotte dagli Stati Uniti, 133 milioni dal Brasile e 40-50 milioni dall'Argentina e il resto sparsi in giro per il mondo. Ecco, in questi ultimi anni la Cina ha aumentato il suo consumo che andava dai 20 milioni del 2003-2004 ai 100 milioni attuali e conta di arrivare addirittura a 120-130 milioni di tonnellate. Quest'anno, nel 2019, la Cina ha fatto dei grossi acquisti in Brasile e ha praticamente comprato gran parte del raccolto brasiliano. È successo, si dice questo, che il Brasile si sia trovato corto, perciò ha dovuto andare a comprare questa soia sui vari mercati, tra quali Stati Uniti, Argentina, eccetera. Questo ha provocato un piccolo boom di tutto e in pochi mesi abbiamo avuto i rialzi di 10, 20, 30, 40, 50, 100 dollari. È passata, mi pare, dai 390 ai 470 dollari la farina. Adesso, ormai che siamo entrati nel vivo dell'argomento, le chiedo anche, e gli altri cereali secondo lei continueranno a seguire l'andamento crescente della soia? Succede che quando va su per esempio una commodity importante come la soia, più tutte le altre seguono un po' a ruota. Ha per caso un'idea di quali sono attualmente le quotazioni dei principali prodotti, mais e a soia, se ha qualche valore di qualche contratto che magari ci può indicare le contrattazioni su che prezzo si stanno girando? Allora, per la prossima campagna, ottobre per il mais e per la soia, diciamo un ottobre-dicembre di mais oggi vale circa 190 euro tonnellata, franco partenza, Veneto. Il seme di soia, diciamo che i maggiori acquirenti si sono attestati intorno ai 410 euro a tonnellata. Secondo lei quindi ci dovremmo attendere una campagna che prevederà un maggiore semina di soia anche quest'anno, insomma, rispetto al mais, oppure in base a qualche suo dato potrebbe darci qualche... A me pare che gli agricoltori cominciano a preferire la soia ad altre colture. Per quanto riguarda il mais, quale prezzo conviene adesso stringere un contratto secondo le sue previsioni? Le dico che negli ultimi tempi i contratti per il mais per ottobre, per la prossima campagna, mais verde base 25, sono stati conclusi affari che attorno ai 140-145 euro a tonnellata. E per quanto riguarda invece il mercato della soia, secondo lei quale sarebbe un buon prezzo di contratto per la campagna? Il mercato della soia è molto ballerino, sappiamo degli ultimi rialzi straordinari che ha fatto, c'è chi ritiene che questi rialzi continueranno. Comunque, per quanto riguarda gli acquisti, le grosse imprese si sono appostate attorno ai 410 euro a tonnellata per il seme di soia. Bene, io la ringrazio, vi ricordo che questo è Esperti in Campo di Agrifondo Mutualistico. Se avete altri argomenti cui volete che andiamo a trattare nelle prossime puntate, ricordatevi di segnarli qua sotto. Alla prossima puntata!